Ciao, buongiorno, buongiorno, no, 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 buondì, cari cipilegni, bei cipilegni, bellissime cipilegni, cari da Dio, cari vocui, ancora mi mette a studiare con il maestro, quel che gli ha insegnato a parlare veneto a Jaime Camil in la sua pellicola, mi mette a studiare la vostra lingua, che mi credevi che era l'italiano qualche parli, ma no, già mi ha detto, tu sei pendeja, si chiama Veneto, e mi sono restata, oh, Veneto, ma quello, Benetton, quello è Benetton, quello è la Benetton, perché ho investigato anche che le Benetton, ma qua tutti che dicono la Benetton, no? E lo al Veneto, che chi parla questi, non è l'italiano, oh, bene. E allora sono andata perché ho le indar, cipilegni, cari cipilegni, ho le indar a investigare sul vostro bellissimo paese che tanti di maraviglie de boatri e se met cipilo internet, io vorrei dire intel Facebook, ma Facebook parla dopo, vorrei mettere, o mettest, o scrives cipilo, Chipilo mi aveva detto che si diceva, ma no, le Chipilo, ¿verdad? Niente Chipilotl, de Cristal Final si chiama, quella mi ha detto il vostro storiador Agustín Sago, perché tanti ancora credono che le de niño llorón, no, niente al niño, tosate el piandón, no, al niente una radiz náhuatl que las llama Chipilotl, que le Cristal Osas Fin. No le neanche lugar donde escurre el agua, no, per piqué que han hecho que tú ya chipilo que pisa dappertutto, no le lugar donde escurre el agua, no le cristal osas fin, Chipiloc, la hacienda de Chipiloc, San Diego Chipiloc, che dopo ya è stata la colonia Fernández Leal, ho imparato le mie clase de storia, de este periodo importantísimo de la migración italiana a México, o sabes tan grum de arte de Boatri, cari, dopo che ora resta col nome di Cipillo ufficiale, al nome di Cipillo, mi credevi che era ufficiale, ma dopo già ho investigato, non sapeva mai Cipillo Boatri, ho lei, tanti art che mi credei, cari cipilegni del vostro paese, per non dire che tutti gli art che mi credei come messicana che sono, gli stati in altro arte. Do tre pivei di quel che credei e l'altri, ho da bravare che cipilegni. Al Veneto mi pare meraviglioso, se lo commente Cipilegno maestro, quel ti che tu che insegna Jaime Camil, meravigliosi, arte o meraviglioso, mi fai ballotte, ma infatti, ho investigato un di arte e adesso dica quel che mi credei e quel che l'è stato. Prima di tutto non si aveva mai chiamato Cipillo, anche se tutti, anche in telefono, in la guida telefonica che chiama Cipillo. E non si aveva mai chiamato Cipillo, prima era San Diego Cipilloc. Prima, una volta era Cipillotl. In 1600 chissà che era la Icciolulteca, bla bla bla, era Cipillotl. E il vostro Montegrappa era il Cipiltepetl. E questa è la verità, non sono la che dica bugie, non scherzano, è il Cipiltepetl. Solo che dopo arriva, mi viene in vergogna a dirlo, i fascista e gli mette il Montegrappa. Bene, adesso che dico un'altra arte, che credei che non è stata cosita, mi sono andata, cari cipilegni, a investigare della latte Cipillo. E mi ha detto che per rogne interne de Boatri aveva invest... la Cipillo, quella che annunziava Cespirito, sì, quella vero del Chavo dell'Occio, quella. Ho detto, dai, investiga come che fa la Cipillo. La Cipillo?
No, sabes che parrogna interne de Guatri Cipillegni vei e Cipillegni velle che avevano la patente a Uni de Guadalajara e allora adesso i Guatri le faranno negocio cosita nazionale importante. Non potete operare più, non potete più operare al nome del vostro paese. Ai Cipillegni, Cipillegni, Cipillegni. Dopo che ho detto al chauffeur del Cholula, perché mi ha toccato para il Cholulteco, lei ha inviado, vero, folclórico, ¿verdad? Me lleva usted al municipio de Chipilo, él me ha dicho, está usted loca, no es, Chipilo no es municipio, es San Gregorio Azzompa, y me digo, what? Come che San Gregorio Azzompa? Non l'ho mai ascoltato in tutta la mia vita, e guarda che ya sono un po' vecchia, ma San Gregorio Azzompa, yo digo, no me engañe usted, o sea, yo quiero llegar al municipio de Chipilo. Sí, pero es que Chipilo no se ha vuelto municipio. En sus 133 años que va a cumplir no se ha vuelto todavía municipio. Y digo, Cipilegni? Si uniste a emigrar per far che? Conosce neanche municipio? E dopo, sol che per non restare col dubbio, con la duda, come che dice Boatri adesso, al mio maestro col che ha insegnato Jaime Camila a parlare veneto, al me dice che se dice dubbio, per non restare col dubbio sono andata a vedere come si chiama lo che ho appena detto, a Zompa. Cipilegni, per piacere, che quei signor là e siate vostri superiori, no, perché? Ma perché? Non capisce stiarte qua, no che ne spiegazione. Tutti là, a Zompa, bueno, vate con ese a Zompa, aveva pulito, ho cioccola un pochettino con la dente da Zompa, e mi ha detto, sì, Cipillo, son nuestros subalternos, Cipilegni, bueno, y nunca los vamos a dejar ser presidentes de este municipio. Ben mica dite, allora reste Boatri col vostro municipio, Boatri con San Gregorio Azzompa Sol, che a seguire che lui ciape al municipio nuovo, a parte de Boatri, e già lo sapete, perché che noi gasa. Cari Cipilegni, Laure, e poi Laure, per far che? Per assargare tutti i vostri schei a quei di Azzompa. Ai no, Cipilegni, quasi. A Roma y mañana, Roma y mañana chissà che, no, tutti i vostri imposti che genere Boatri le inda a finire in le scarselle dei Teapila, dei Abraham, o se chiamalo come quelli adesso, inda a finire in le scarselle de sti azzompegni qua, che quando che ho visto in l'archivo histórico de prima que infuse al municipio de San Gregorio Azzompa, se llama Nunzio Jiménez o no so qué, col paese della ma prima, all'era paese da niente, fa Boatri, india tutti a registrarsi a Santa Isabella, anche quelli di San Gregorio, diceva sempre colonia de italianos, colonia Cipilo, altre cosite, e dopo Azzompa, ma passa lo che? Avevo anche Boatri, mi pare, prima di lui al registro, all'archivo parrocchiale, prima di lui, ma no, Cipilegni, no, qua un pochettino, freghe municipio, Cipilegni, ave rito, ave la forza, ma si smerdentra de Boatri, come che mi ha detto che fe. No, Cipilegni non si arriverà mai a farlo. Vuole un po' più di unione. E sono arrivata anche a Cipilo, sono andata a Cipilo anche per vedere e capire la storia dei signori di Cipilo, più che sia dell'Italian Coffee, che è buonissimo così, l'Italian Coffee in mocha, friorio, la maraviglia. Sono andata a investigare la storia del vostro signor più interessante di tutti, e lo sapete,
che non vive a Cipillo, che sì, che le devo altri, ma che non vive via Cipillo, al vive me pare che a Tlisco, se non sbagli. E ho parlato con suo padre, e mi ha detto che quando è che si fa la festa, quando che soleva fare la festa per i 100 anni di Cipillo, ma questo è in segreto, solo che quel minuti là pare, Piero, all'andata l'ha detto la sua opinione di come che voleva fare la festa e ha saltato fuori a 2 o 3 cipillegni che gli ha detto a Piero, minuti, pare di domingo. Tino, tu hai niente, vero niente da dire perché non tu vivi più qua. Cipillegni, abbiamo fatto che? Al vostro siorpi importante di tutti fino adesso, in 133 anni. E abbiamo fatto che adesso? Si è andato a mandare un po' di soldi per fare un progetto culturale, adesso al parón dell'Italian Coffee di sarà lo che? Della cingada o che? De sul mus? De in mona? Come che si dica, non so, non capisce, l'ho pulito maestro di Jaime Camil, grazie, sì, mi non capisce più Cipillegni, come che potete vedere in questo video qua tante volte mi ho cambiato, mi ho mudato le robe perché mi sono vero speciale, vero finetta e non mi piace avere medesime robe per tanto tempo e anche perché metto che l'ho fatto in tante per parlare così, l'ho fatto in tanti colpi sto video qua e allora si vede che il colpo sono con vestiti verdi e con l'altro colpo sono con vestiti bianchi, non ste farghe maraviglie, no? Già che ho detto perché che l'ho fatta, le sta tutto per parlare con la vostra lingua veneta. Un'altra arte che ho evitato mandare dei siori di Cipillo, no? Allora mi ha detto che sì, che erano altri siorissimi, che gli dice, bene, e mi ha insegnato a ballare col porzellette, col piot, in delle feste, e è vero interessante, e è vero devoti della Madonna, e è vero interessante, ma è la che ya sa Cipillo, Cipillegni. E ai sono ranci sempre fuori di Cipillo? Ma perché? Stiate qua al parche se niente si ora a Cipillo e prima che si fa emigrare da Cipillo. E per fin ho catà ansior che alle sempre la Cipillo, ansior vostro, a Cipillo che vive, anche se già mi ha detto che già anche all'andata in barrio Pinais a vivere, ma non sono sicura, no? Ma sapete perché? Me ho albergato in albergo quando che sono arrivata a Cipillo. Sì, in albergo. Così si dice hotel in te italiano, che lui dice hotel a Cipillo. Verrà, si dice hotel a Cipillo. Ma si sa che adesso per fare i negozi e per fare certe qua, si vuol fare parer bon, si vuol fare al finet, e allora io metto albergo. Mi ho albergato in albergo e la che è stata signor che per fine era cipillegno e che per fine era a Cipillo. Non mi toccava non andare da un'altra banda per intervistarlo. Era per intervistare a Tom qua, quando che del colpo mi arriva un assistente e mi ha detto sì, beva, ma sto signor qua non è cipillegno. Cipillegni, cari cipillegni. Al signor Pisior che aveva Cipillo adesso, sì, all'emigrante, alle parti dell'emigrazione, ma non del Veneto, no. Andate sul plan, cipillegni. Verde gli occhi per piacer, non sei municipio. La Cipillo non se la fa più a Cipillo. All'Italian Coffee che tutti conoscono, mi savon che le dei minuti, e hanno un'opinione un po' che
un po' delicata di Boatri per come che aveva trattato suo parente 1982, che è stato il centenario, che ne è tanti arte da pareggiare Cipilegni, non sei municipio e tutti quei arte là. Cipilegni, ascoltami, all'arte più importante, prima di andare all'altro arte che ho visto, io al mettere un coppel, Cipilegni mi per piacere, già ho visto che già la che se muove, la che fa Artur, sì, mi no diritto di opinar perché non sono la via, o sea, no fa niente, già ho visto un cartellone là che avevi paura che se brusesse con questo del 15 di settembre, vero? Ma no, alle là, alle pulito, Cipilegni, come? Un coppel in la piazza di Cipilo, no. No si può, no. Che ne a Lilli, là, che ne il ristorante Idagot, che ne l'Italian Coffee, che ne la vostra accesa, coppel adesso là. Prima i nostri problemi si chiamano coppe, e adesso i nostri problemi si chiamano coppel. Si chiamerà lì come domani l'altro? Cipilegni, per piacere, che ho da dire a Narte. Ho fatto una riflessione, se dillo come maestro, che tu che insegna, una riflessione, ho fatto una riflessione per capire che lei, quel che Boatri aveva è importante nel nostro paese, nel Messico, siamo messicani, ma con una importante tradizione, sangue, una etnia, qua a Messico, non riconoscesta, ma ancora da riconoscere anche, a me pare che anche i zapotecchi, allora, spetene una scianta, Cipilegni, ce ne vota, come che dice, aguanten, resistan. E Cipilegni è l'unico arte che aveva importante è la vostra cultura adesso. E se la che la perde anche questa, mi informa. È natural perché già è 133 anni, ma Cipilegni si, come diser, no? Il mio maestro di Jaime Camilla dice che non le diser, no le dir, come dir, si perde la vostra lingua, si perde la vostra cultura, perché la cultura si perde la lingua, Cipilegni, quel poteva vederlo in te. Verde qualunque pagina di internet di lingua, linguistica, identità, se non si parla più una lingua, se pendeji, o sea, se non si parla più una lingua, non aveva più la cultura, mi capisci? Non aveva più la identità, perché Andy che sono andata a intervistare al scrittore Sergio Pitol a Huatusco e al prete Silimanica, sono stata un pochettino stufa perché lui ha fatto una identità nuova, ma con pure carte, con pure libri, con pure telegramma, non parla più, e dice babbo, in mezzo del papà, Boatri aveva 7 maniere di dire papà, e lui dice babbo, con W, così da papà, in italiano, ma si umati, e anche a Cipilegni che ho visto, del Facebook, ho visto, sono andata dentro per vedere che sono di Cipilegni che ha Facebook, e Cipilegni, ho visto un gruppo di Cipilegni quasi nudi, e di Cipilegni là che le si fa le selfie in tel bagno, ma mi appare come che se la che vende la vostra razza a Messico, so che la è cara, la razza bianca, so che la è massa cotizzata, so che la è massa onesta dai messicani, perché tutti gli bianchelarsi in questo paese qua, per disgrazia, l'arte che si capisce, no? Perché sennò non dico più niente, perché sennò mi accusa di tanti arte, ma Cipilegni è perché dalle olte. E in le vostre foto di Ciocchettui, Boatri, Ciocchettui, Cipilegni, Doveni, Ciocchettui, quelli di sempre, perché si chiama Cipilegni VIP, che se tante volte senza la camisa, e col gotto in man sempre, che raccomando in arte Cipilegni, so che vuole far vedere che non sei razzista, ma
ho visto in tutte quelle foto là, per piacerci pilegni, in tutte quelle foto là, ho visto al mismo modello de Chichet che adoperé per farse vedere che non sei razzista. Viene sempre al mismo Chichet. In quelle foto là che, per esempio, niente fuori 5 cipilegni, 6 cipilegni, 7 cipilegni senza camisa, e col gotto in mano, e sempre che ne invia là a un Chichet. Ma o sapete dopo che adoperé sempre a quel Chichet là, è sempre lui. Cipilegni poteva anche contrattarne altri foresti perché gli fai vedere manco razzista. Un altro consiglio, un altro consiglio, mi dice il mio maestro di Jaime Camil, un altro consiglio che dai, c'è anche un altro cipilegni, fe come che fe con le tose là che le amiche del Medo Cipillo, perché le là che le convive con i cipilegni, che le convive con i cipilegni, e le ho sempre pide amiche cipilegni, sento, se già sento amiche, le ho mille amici, sempre con la selfie là, anche a me denudele, ben, mi non critica questo, no? Ma delle sia, ben grum de varietà, ma dei tosat, ben cipilegni, ho da dire che mi piace tanto al vostro paese, ma la città la vero arente, vero arente, super sola se può dire. E allora mi raccomando questo, cipilegni, non state a far morire la vostra lingua, perché sapete che senza la vostra lingua, sarò un po' forte a dire questo, senza la vostra lingua, senza o senza, maestro? Senza mi dice che si può dire senza o senza. Senza la vostra lingua non sai niente. No. Si è perso tutto, perché quando sono andata a vedere a Sergio Capitolio il prete Benigno Sili, Poretti, ancora i segreti italiani, veneti, trentini, ma non sappiamo niente della sua razza, perché quando si è persa la lingua si è perso tutto, perché mettonga che adesso arrivasse qua un dei vostri quei fondatori a parlare per voi, e voi che dice quella cosa là sì che la floja, che è una frase che mio frase o frase maestro, frase che è una frase che mio sentì dire là quando era in il coso là de camminare per le strade del Cipillo per capire il vostro modus vivendi e operandi. Ho visto che ho sentito un gruppetto tosat che gli diceva quella tosa là sì che la floja, e allora si arrivasse a un dei vostri fondatori e gli dice cosita non che capisci più, e voi a lui non capisce più, perché lui dice in un'altra maniera, e così si perde tutto. E allora, cipilegni, se vite con l'unico arte che avete il vostro paese, con l'unico arte davvero valioso che avete il vostro paese, vero vostro, non importa da Ciutlán, che no emigra a Tlisco, no emigra a chissà onde, che la vostra lingua e la vostra identità, e così cipilegni tutti i messicani e boatri e tutti saranno felici, saranno contenti per tutta l'eternità. Cipilegni mi che dice se vedon, ci vediamo, no però ci vediamo no, se vedon cipilegni, stiamo bene, e aspetta andare un'altra volta Cipillo, adesso che mi avvisé per piacere al di che si fa municipio, quel di là mi dai la prima. Se vedon cari e cari, ciao!